Il caro energia, che mette a rischio la stabilità e i costi di produzione con conseguente aumento dell'inflazione, va affrontato in maniera decisa e con interventi mirati a garantire un supporto ad imprese e famiglie. Lo sostiene la CGIA di Mestre, che punta il dito sull'Europa, che si limita a fare il compitino. Il Friuli Venezia Giulia è storicamente una terra di grande manifattura, con tante aziende energivore, ed è francamente inaccettabile che di fronte al caro energia dalla Commissione europea arrivino solo raccomandazioni banali, grottesche, come abbassare il riscaldamento o usare meno l'auto. È ormai evidente, sostiene la CGIA di Mestre, che le misure adottate dai singoli paesi dell'Unione Europea non sono efficaci, in quanto temporanee, con un impatto economico molto contenuto e soprattutto in totale assenza di coordinamento. È ormai chiaro a tutti che nessun paese dispone da solo delle risorse necessarie per reggere l'urto. Da Bruxelles ci aspettiamo decisioni politiche concrete, non ovvietà. Servono misure temporanee, a partire dalla sospensione del patto di stabilità, e interventi strutturali all'altezza della crisi, come ad esempio l'introduzione di un nuovo Next Generation EU capace di sostenere gli Stati membri in questa delicata fase di transizione energetica.